Amici, buongiorno, appuntamento come al solito con la nostra rassegna stampa oggi sabato 9 gennaio 2021. Oggi come punto di riferimento abbiamo il Gazzettino con la parte nazionale e con la pagina di Rovigo. Come sempre ringraziamo Promozione Italia, il nostro sponsor e il nostro editore, Made in Polesine, leandromaggi.com e naturalmente lo sponsor della giornata che è Panificio Porzionato. Andiamo subito alle notizie. Andiamo sulla prima pagina del Gazzettino. Naturalmente sappiamo che da oggi Veneto arancione, ecco i divieti, restrizioni più dure per almeno 2 settimane, il Friuli Venezia Giulia rimane invece giallo e naturalmente la polemica sui bar chiusi e ristorante, possibile solo l'asporto, blindati i confini comunali e coprifuoco dalle 22. Sviluppiamo velocemente appunto la prima pagina, facciamo un punto anche sulla situazione internazionale. Stati Uniti, i democratici USA all'attacco, togliere l'atomica a Trump. Primo piano le pagelle, stretta su 5 regioni, ma sono 14 a rinviare l'apertura delle scuole. Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia e Calabria sono arancioni, vietati quindi gli spostamenti, altri governatori annullano il ritorno in aula di lunedì. Ira di Azzolina, che è la ministra per l'istruzione, presa in giro, che parla di una presa in giro. Allora vediamo un pochino, visto che noi veneti siamo in zona arancione, cosa comporta questo. Non si può uscire dal comune, ma con 3 deroghe, oltre a motivi di lavoro e salute, si può raggiungere la seconda casa entro i confini regionali, chi abita in centri piccoli può muoversi in un raggio di 30 km, si può andare a trovare amici e parenti una sola volta al giorno in coppia con figli di meno di 14 anni, i negozi sono aperti solo nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, rivendite alimentari, tabacchi ed edicole. Bar e ristoranti aperti solo per asporto e consegna a domicilio. Le scuole superiori sono aperte al 50%, salva diverse indicazioni delle singole regioni. L'avevamo vista dalla prima pagina, Stati Uniti nel caos, via l'atomica a Trump e sull'impeachment, primi sì dei repubblicani. Siccome si parla di questa valigetta, la valigetta famosa che con un semplice tasto può scatenare la guerra atomica, cos'è la Nuclear Football? Nuclear Football è il nome che viene chiamata la valigetta nera che viaggia sempre con il presidente USA in uno spostamento dalla Casa Bianca, e più propriamente detta cartella di emergenza del presidente. Nella valigia sono contenuti anche 2 libri, uno con le opzioni di risposta ad un attacco nucleare, l'altro con una lista dei luoghi sicuri per il trasferimento del presidente. Quindi le procedure per l'impiego del sistema televisivo d'emergenza e una tessera con i codici di autentificazione. E dopo una sbirciatina veloce appunto alla pagina nazionale, andiamo con un'altra altrettanto veloce sbirciatina alla pagina di Rovigo. Prima pagina, adozione a distanza come omaggio a Sofia. A febbraio over 70 tutti vaccinati. L'USL annuncia l'avvio tra meno di un mese della campagna di massa per l'immunizzazione di 55.000 persone. Rovigo 30 milioni per la rinascita. I progetti, ecco come appunto il sindaco Gaffeo vuole trasformare la città. Andiamo sempre sull'emergenza coronavirus, una buona notizia da una parte, già vaccinati 4.400 polesani, ora si guarda la popolazione, a febbraio inizierà la campagna di somministrazione agli anziani sopra i 70 e gli 80 anni, attese naturalmente ulteriori dosi, però c'è piedi pagina di questa appunto pagina 7 del Gazzettino, 9 morti, non si ferma la strage degli anziani. Papozze, l'Opera Pia Bottone, che è appunto la RSA di Papozze, è al momento il focolaio maggiormente attivo nella provincia, però il direttore Compostella dice il dato polesano della mortalità è attestato al 3% rispetto alla media nazionale del 3,4%. Sempre parlando di coronavirus e sempre parlando di emergenza, c'è un discorso sulla scuola. No ad altri rinvii per le superiori. Da febbraio si torni a scuola. Il mondo della scuola e i genitori condividono l'appello che sta circolando in Veneto. Lo studio vale più dello sci. Sotto la foto, i trasporti sono il problema maggiore per le scuole superiori e le classi sono luoghi sicuri. Per quanto riguarda invece i divieti del coprifuoco, da maggio controllate 41.000 persone, però solo di queste 41.000 solo 205 sono state sanzionate per aver ottemperato alle limitazioni imposte da decreti e ordinanze. Poi c'è
una notizia appunto dal Tribunale di Rovigo: confermato il proscioglimento per i 45 indipendentisti che facevano parte dell'associazione sovversiva, che era quell'associazione famosa per il tanco, quel pseudo blindato che assomigliava onestamente più a un carro allegorico che a una vera macchina da guerra. Poi, sempre rimanendo sul nostro capoluogo, 450 alberi a Rovigo, la città assume un colore verde sempre più intenso. Saranno 450 gli alberi piantumati entro marzo, grazie alla collaborazione tra Comune e IRSAP di Arquapolesine, che è una delle aziende più importanti della nostra provincia. Gli alberi donati dall'azienda arricchiranno numerose aree come Borsea, Granzette, Cantonazzo, Città Giardino e Piazza Armi. La maggior parte delle piante, 380, sono state donate appunto dall'azienda IRSAP e le altre invece sono pagate dal Comune. Purtroppo alla vicenda della giovane Sofia, che Rosolina purtroppo ci ha lasciato a 12 anni, lacrime e palloncini in cielo per Sofia, una folla soprattutto di giovani ha preso parte all'addio della dodicenne stroncata dalla leucemia nella messa di saluto. Il ricordo della ragazzina vivrà con il centro parrocchiale appunto di Volto. Abbiamo sentito il parroco Don Lino che appunto intitolava il centro parrocchiale alla giovane Sofia, e il sostegno all'AIL e l'aiuto ad una bimba povera. Praticamente ci sarà un'adozione a distanza. Altra notizia importantissima per il nostro territorio: permessi di raccolta delle vongole, spetta al TAR la decisione sui rilasci. Sarà il Tribunale amministrativo del Veneto a decidere la controversia in corso tra il Consorzio Pescatori del Polesine di Portotolle e la provincia di Rovigo sulla annosa questione dei nulla osta al rilascio dei permessi di pesca ai molluschi. A pronunciarsi in merito è stato il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Consorzio e Bertaggia, che tra l'altro è assessore nel comune di Portotolle, afferma essendo vinta una battaglia a tutela del lavoro. È una questione che coinvolge una sessantina di persone e quindi di famiglie che attendono le risposte del proprio futuro da quasi un anno. Poi a taglio di po', polemica, Renato Pregnolato, consigliere di minoranza appunto del comune, è molto polemiche sui 3 nuovi tutor che saranno messi poi sulla strada provinciale taglio di po' Portotolle, e indica questi tutor come un deterrente anche per il turismo, ma soprattutto per i pendolari. Andiamo sull'Alto Polesine: il Caffè Grande a Lendinara non può chiudere. Chi è stato a Lendinara, che è stato nella piazza centrale e ha preso un caffè magari in questo bar, sa di cosa stiamo parlando, per la sua bellezza, per la sua storicità. Infatti il Caffè Grande non può chiudere perché è l'anima storica e il cuore pulsante di Lendinara e non solo. Giacomo Zorzetto, nel lontano 1817, per cui oggi è riconosciuto come caffè storico veneto al pari del Pedrocchi di Padova, lo prese in affitto dall'allora municipio, ristrutturandolo e adattandolo all'uso di bottega da caffè, biliardo e pasticceria. Affreschi, storia che si capta e si annusa, e quindi sarebbe veramente una cosa negativa doverlo chiudere. Augurandovi un buon weekend, anche se in zona arancione. Da Leandro Maggi, è sempre un piacere stare con voi. Seguiteci sulle nostre pagine Facebook, sulla nostra pagina YouTube e naturalmente anche sulle mail, sulle mailing list che stiamo mandando. Ciao a tutti, è sempre un piacere stare con voi.